Chi è il vero protagonista di Signor Todero Brontolon? Lui il vecchio burbero che tiranneggia la famiglia e i famigli? Oppure Marcolina la nuora che non accetta la decisione del suocero, ovvero far sposare la giovane nipote al figlio del fattore e che d'accordo con la formidabile signora Fortunata farà in modo che la figlia si sposi secondo i suoi desideri? Il testo scritto nel 1761 scelto da Paolo Valerio per inaugurare la stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia funziona ancora ed offre, forse meglio di altre commedie, la possibilità di indagare ulteriormente su uno dei temi cari a Goldoni, ovvero la supremazia dei personaggi femminili, anche a costo di dar vita ad una figura, quella appunto di Marcolina, che potrebbe essere considerata un todero in gonnella. Se il suocero se impastà de tossego, la nuora non se impastata de zucchero, afferma ad un certo punto la servetta Cecilia, riassumendo la dinamica dei personaggi principali, che fra l'altro si incontrano solo alla fine, quando i giochi stanno per essere fatti. Saggiamente Valerio punta sul ritmo interno del testo ed utilizza in maniera mirabile le marionette di Podrecca senza che ne risenta appunto la velocità dell'impianto. Ad un impianto simile, scene di Maria Crisolini Malatesta, luci di Gigi Saccomandi, costumi di Stefano Nicolao, musiche di Antonio Di Pofi, corrisponde una compagnia di ottimo livello. Il Todero di Branciaroli può permettersi i toni e i tempi del trucido Macchiettone, gli altri, Valentina Violo, Riccardo Maranzana, Alessandro Albertini, Emanuele Fortunati, Andrea Germani, Roberta Colaccino, Ester Galazzi e Pier Giorgio Fasolo, rispondono con precisione assoluta. Menzione speciale per la Marcolina di Maria Grazia Ploss, precisa e puntuale nel tratteggiare una figura che a tratti rimanda alla scontrosa grazia di Lina Volonghi.